in diretta live dal Palazzetto dello Sport di Cologno Veneta nel Veronese per commentare la finalissima del campionato regionale Under 16 maschile e poi Under 16 femminile. Come al solito al mio fianco si seguiranno una serie di personalità che di pallavolo ne masticano ogni giorno. Vado a salutare velocemente Massimo Salmanzo, consigliere regionale della FIPAVEM del Veneto. Ciao Romina, grazie e benvenuti a tutti gli spettatori per l'ennesima diretta streaming. Ci siamo visti domenica scorsa per il trofeo dei territori, oggi siamo qui a seguire le finali Under 16, come dicevi te, una doppia partita, tra poco Volley Treviso e Chioene Padova, finale maschile, un classico ormai del settore maschile, a seguire la finale femminile tra Imoco Volley San Donà e Antea Volley Vicenza, quindi due sicuramente belle partite. Vedremo queste categorie Under 16, abbiamo visto già le altezze medie, no Romina, ancora una volta, e ci siamo sicuramente impressionati ancora una volta. Sì, in fisico c'è già tutto, questo lo possiamo assicurare. Poi dicevamo appunto, sono due squadre note al pubblico perché spesso si trovano una di fronte all'altra, proprio perché il livello, loro sono la massima espressione della pallavolo regionale. Sì, sono arrivate da un campionato regionale in cui Treviso è arrivata al primo posto nella classifica, Padova è arrivata terza, quindi gli accoppiamenti di semifinali hanno visto il Volley Treviso giocare con San Donà, quindi qualificarsi per la finale. Un po' più complicato il cammino di Padova, perché con la Cosmos Inox di Treviso ha dovuto andare addirittura al Golden Set, 3-2 all'andata, 3-2 al ritorno, quindi si è giocato questo Golden Set in trasferta che ha visto la squadra allenata da Cesare Schieva non avere la meglio, quindi qualificarsi per la finale. Quindi tra l'altro anche ieri il Golden Set ha premiato la formazione Under 18 della Pallavolo Padova. Lo anticipo perché domenica prossima saremo a raccontare le finali Under 18 e sarà ancora Volley Treviso contro Chioene Padova, e Chioene Padova che ieri ha vinto ancora una volta il Golden Set, questa volta contro la Calzedonia di Verona. Quindi insomma le squadre si stanno preparando per le foto di rito, speriamo come sempre di vedere un'ottima pallavolo giovanile. Sì, garantiamo agli spettatori da casa un grande spettacolo data la levatura delle due squadre. A brevissimo scopriremo i sestetti che verranno schierati in campo da entrambi i coach. Noi ne approfittiamo per menzionare anche la terna arbitrale formata da Madalina Chiriac di Venezia, primo arbitro, Elisa Cappellozza di Rovigo, secondo arbitro, e Davide Salvan di Padova. Questa sarà la terna arbitrale di questo primo match, ricordiamo finali regionali Under 16 maschili. Andiamo quindi con il sestetto. Eccoli qua, la coppia arbitrale. Li abbiamo appena menzionati appunto. A brevissimo avremo i sestetti. Mi fa piacere vedere queste coppie arbitrali molto giovani e al femminile. C'è grande bisogno delle donne come arbitro, c'è grande bisogno di giovani, e questa coppia è sicuramente con i riflettori addosso per poter eventualmente fare un salto di categoria. Ci fa molto piacere vedere ragazze così giovani arbitrare partite così importanti. Ecco gli starting six. Dovremmo partire con Vediamo Treviso. chi parte prima, non so. No, Chioene Padova, andiamo. Vai. Con il numero 22 scende in campo Alessandro Tolinna, con il numero 32 Riccardo Gatto, con il numero peso Andrea, con il numero 50 Marco Geron, con il numero 52 Matteo Vigato, con il numero 53 Thomas Perazzato, con il numero 54 Luca Francescato e con il numero 43 il libero Mattia Bellomo. Questo quindi lo starting six della Chioene Padova. Tutto è pronto per vedere invece il Volley Treviso come darà inizio a questo match. Partiamo con il numero 5 Mattia Boninfante, con il numero 6 Edoardo Puppato, con il numero 11 Matteo Nardellotto, poi c'è il numero 12 Gabriele Trevisan, con il numero 15
14. 14 Ettore Michellan. E il 15. E il numero 15 Edoardo Cunial. Il libero è il numero 16, eccolo Il qui. numero 16 è il libero Enrico Tempestin. Quindi tutto è pronto per dare inizio a questo big match. Diceva appunto prima anche Massimo, è una partita che se la guardiamo da fuori forse un favorito c'è sulla carta, però tutto può succedere perché l'abbiamo visto anche nel corso del campionato, di altre sfide. Volley Treviso è sicuramente l'avversario da battere, però la Chione Padova si sta destreggiando al meglio, l'abbiamo visto anche come ha conquistato questa finalissima, per cui siamo pronti a commentare, a raccontare a voi telespettatori da casa questo big match che si aprirà con il servizio della Chione Padova. Luca Francescato al servizio, tiene in ricezione Treviso, l'attacco con Gabriele Trevisan, ricostruisce il gioco Padova, c'è la palla corta ma fermata a muro, ricostruisce quindi Padova, attacco murato, di nuovo il servizio, che bordata pesante, ottima diagonale di Riccardo Gatto. Sicuramente una buona ricostruzione del gioco da parte dei ragazzi diretti da Cesare Schievano. 1-0 Padova, ancora al servizio con attenzione ora all'attacco, bordata fulminante della Sisley Treviso che va subito a mettere in pari la situazione. Avevamo visto anche domenica scorsa Mattia Boninfante, è sicuramente uno degli atleti sui quali la pallavolo regionale ha i fari puntati addosso, figlio d'arte, ma sicuramente un ragazzino classe 2004 che sta facendo vedere moltissimo. Ed ecco ora l'ottimo muro a 2 della Sisley Treviso che rende la vita difficile all'attacco dei bianconeri. Attenzione ancora al servizio Volley Treviso con Gabriele Trevisan. 2-1 il punteggio in questo primo set. Spinge al servizio, c'è l'appoggio per l'attacco da posto 4. Attenzione ora di prima intenzione, difende Treviso, l'appoggio per l'attacco di Boninfante, staccato da rete, ricostruisce il gioco Padova che va ora all'attacco con Riccardo Gatto che trova però la strada serrata a rete. Allunga il passo Volley Treviso che si porta presto sul 3-1. Ancora Volley Treviso al servizio con Gabriele Trevisan, atleta classe 2004. Scorrendo il roster, effettivamente Treviso si appresta ad affrontare questa finalissima con molti atleti classe 2004, quindi i giovanissimi di questa categoria. Fatica un po' a ricostruire il gioco Padova, tocca ora a Treviso, prende il gioco da posto 4, spinge forte l'attacco Edoardo Cunial, la palla esce dal perimetro di gioco. Punto Padova che va ora al servizio con Thomas Perazzato. Riceve bene Treviso. Ottima diagonale di Mattia Bonifante, va a prendersi la palla altissimo, diagonale strettissima, difficile da difendere, ed è ancora Mattia Bonifante chiamato in causa. Il servizio di Bonifante ed è ace. È sicuramente un atleta che ha una grande varietà di colpi in attacco, ma sta lavorando benissimo anche al servizio. Time out chiesto dalla panchina della Chione, andiamo alla panchina a sentire le parole del coach. Quali giocatori in seconda linea siamo saltati con
sta mostrando una grande varietà di colpi e sta spingendo molto al servizio proprio con Mattia Bonifante. 5-2 il parziale in questo primo set. Palla che tocca al nastro, ma di fatto trova la ricostruzione del gioco di Padova. Tocca ora a Treviso, che in qualche modo spinge la palla dall'altra parte della rete, ma esce dall'asticella, per cui punto Chioene, che si porta ora sulla 5-3 al servizio per la Chioene Padova. Ci sarà Alessandro Tolin, pardon, io tendo a chiamarla Chioene Padova, però di fatto è pallavolo Padova, e arriva il punto diretto. È il punto diretto della formazione patavina, che torna al servizio con Alessandro Tolin. Sta spingendo bene al servizio anche la Chioene e sta mettendo in difficoltà la ricezione trevigiana. Arriva di nuovo il punto diretto della Chioene con il solito Alessandro Tolin. Parità in questo primo set, 5-5, ancora Tolin al servizio. Tiene in ricezione Treviso, l'attacco dal centro, pasticcia un po' e la palla è out. Errore che vale il vantaggio per la formazione bianconera. Ancora al servizio con il suo centrale classe 2003 Alessandro Tolin. Tiene in ricezione Bonifante, l'apertura del gioco per l'attacco da posto 4 con Matteo Nardelotto, che va a segno. 6-6 il punteggio. Come state vedendo, veramente un ritmo di gioco molto alto. Al servizio ora volley Treviso con Edoardo Puppato. Tiene in ricezione la Chioene, attacco dal centro con muro a 1 del capitano trevigiano Nicola Mazzon, non si passa. 7-6 il punteggio, nuovo vantaggio Treviso. Al servizio con Edoardo Puppato. Tiene in ricezione Padova. Attenzione all'attacco ora da posto 2, ricostruisce il gioco Treviso e va all'attacco con Edoardo Cunial. Chioene che resta un po' alta in difesa, la palla di fatto cade davanti ai piedi del libero. 8-6 il punteggio. Attenzione perché Treviso sta cercando di allungare il passo. Problemi in ricezione per Padova, che non riesce a tenere questa ricezione. Treviso si porta ora sulla +3, 9-6. Edoardo Puppato ancora al servizio. Tiene in ricezione Padova, apertura del gioco per l'attacco da posto 4, muro serrato su Marco Geron. E vola sulla +4 Treviso, 10-6. Attenzione ancora Edoardo Puppato, questa rotazione sta facendo malissimo a Padova, che fa fatica a trovare le misure in ricezione. Anche ora ricezione abbondante, ne approfitta Treviso. Bravo il capitano Nicola Mazzon a mettere le manine a rete. E ancora il solito Edoardo Puppato al servizio, quando sono 5 le lunghezze di vantaggio per il volley Treviso. Tiene in ricezione Padova, va ora all'attacco. C'è la ricostruzione del gioco di Treviso, che gioca sulle mani del muro avversario, palla che si impenna e non si rende rigiocabile. Ottimo lavoro a rete di Edoardo Cunial. E ancora Edoardo Puppato al servizio. 12-6, Padova deve assolutamente far girare questa rotazione maledetta, possiamo definirla così.
Vediamo se riuscirà a farlo con Riccardo Gatto. Ce la fa, palla a terra, punto Chioene. Attenzione, doppio cambio nelle fila della Chioene. Stanno per fare il loro ingresso Matteo Sartore e Lorenzo Menoncini. Al servizio Matteo Sartore. 12-7 il punteggio in questo primo set. Tiene in ricezione Treviso, attenzione, apre il gioco per l'attacco in diagonale di Edoardo Cunial. Ci prova ora la Chioene con Lorenzo Menoncini, ma la palla esce dal perimetro di gioco, punto Treviso che si porta ora sulla 13-7. Edoardo Cunial al servizio per Volley Treviso. Tiene in ricezione Chioene. L'attacco ora con questa palla cortissima di Menoncini. Risponde Treviso, giocato sulle mani del muro. L'ottimo lavoro in difesa di Padova. Attenzione ancora Menoncini. L'attacco di Gabriele Trevisan. Trova la strada serrata con l'ottimo muro della Chioene. Veramente grande lavoro a rete. Marco Geron al servizio. Tiene in ricezione Treviso. Attenzione, arriva la stoccata di Gabriele Trevisan. Anche questo atleta classe 2004. È volato altissimo a prendersi la palla, l'ha messa a terra con una grande incisività, rendendo di fatto impossibile la difesa della formazione bianconera. Buon lavoro in ricezione di Padova, che va ora al servizio con Thomas Perazzato. Brava Treviso a giocare sulle mani del muro avversario e a portare a casa il punto del 15-8. Attenzione perché sta nuovamente prendendo il largo la formazione trevigiana. Matteo Nardellotto al servizio. Tiene in ricezione Padova. Apertura del gioco per l'attacco di Perazzato, che gioca bene sulle mani del muro avversario e va a prendersi il punto della 15-9. Al servizio per la Chioene Matteo Vigato. Ottimo lavoro al servizio di bianconeri, ma c'è anche la buona risposta di Treviso, che vola altissima con Gabriele Trevisan. Sporca questo attacco sul muro avversario e mette a terra il punto del 16-9. Tocca ora al capitano trevigiano Nicola Mazzon. Pasticcia in ricezione con questa palla che di fatto si ferma tra le braccia di Thomas Perazzato. Ancora il capitano trevigiano al servizio, l'apertura del gioco per l'attacco da passo 4, ottima diagonale che porta la firma di Thomas Perazzato. Ritornano in campo Luca Francescato e Riccardo Gatto. Cambio palleggiatore opposto che era stato proposto qualche rotazione fa da mister Schievano. Tiene in ricezione Treviso. Ottima diagonale di Gabriele Trevisan.
sta lavorando molto sui 4 metri in Treviso, mettendo veramente in difficoltà la difesa padavina. 18-10, massimo vantaggio in questo primo set per la formazione diretta da Diego Martin. È ancora difficoltà in ricezione per la Chioene, prova in qualche modo Luca Francescato a tenere in piedi questa azione, ma di fatto nulla di fatto. Attenzione, un nuovo cambio nelle fila della Chioene, sta per entrare in campo Giuseppe Ravagnan, che è andato a sostituire Thomas Perazzato. Poi probabilmente anche mister Schiavano sta cercando delle opzioni, soprattutto in ricezione. Ancora Treviso al servizio, ottimo lavoro per il palleggiatore bianconero, l'attacco di Riccardo Gatto che viene però fermato. E c'è il time out chiesto da mister Schiavano. Noi andiamo con le nostre telecamere a sentire la panchina trevigiana. Ricordiamo il punteggio 20-10 in questo primo set. Tocca bene, l'omologo se è chiuso dal muro deve andare sui pallonetti, ok? Sia da 2 che da 4, d'accordo? Siete dentro coperti, l'omologo dentro. Squadre pronte a rientrare in campo dopo il time out chiesto dalla Chioene Padova. Il gap ora per i bianconeri è pesante perché si trovano di fatto sotto di 10 lunghezze, però nulla è vano, nulla è già deciso. Vedremo se di fatto la Chioene riuscirà a rientrare in partita. Intanto vediamo il servizio ficcante di Treviso, c'è la risposta della Chioene con questa palla corta, ottimo lavoro in difesa e al centro con Edoardo Puppato che la mette dentro. 21esimo punto Treviso, e sta veramente offrendo una varietà di colpi pazzesca la formazione trevigiana, che anche la difesa patavina si trova un po' inerme. Anche qui pasticciano un po' in seconda linea. E ancora la forzatura in attacco da parte di Treviso, ora palla piazzata da parte della Chioene. Ottimo lavoro di Mattia Bonifante con questo tocco d'esperienza, nonostante la giovane età, spinge la palla laddove la difesa patavina era tutta in avanti. Bravo lui, non si può dire altrimenti in questo frangente. Gabriele Trevisan al servizio per Treviso. Costruzione del gioco da parte della Chioene, un po' in affanno. Buon lavoro in seconda linea da parte di Treviso. Tocca ora al palleggiatore bianconero Luca Francescato, che allarga le braccia perché di più non è riuscito a fare. Palla ancora nella metà campo trevigiana, ricordiamo il punteggio in questo primo set 23-10, dominio Treviso. In questo primo set ancora fa fatica la Chioene, ora spinge troppo cercando forse un tocco a rete con questo attacco di Giuseppe Ravagnan, ma di fatto la palla è out. Attenzione, 24-10. Treviso ha la possibilità di chiudere qui il set, ma di fatto la palla è out. Annullata la prima possibilità per la formazione diretta da Diego Martin. 24-11 il punteggio, Chioene al servizio con Giuseppe Ravagnan. Tiene in ricezione Treviso. Ottimo lavoro del palleggiatore Nicola Mazzon, cosa non ha fatto, chapeau, bravi ragazzi. Volley Treviso che chiude questo primo set sul parziale di 25-11.
grazie, scusa. Siamo di nuovo sintonizzati qui dalla Pala Sport di Cologno Veneta nella Veronese. Ricordiamo in campo le formazioni del Volley Treviso e della Chioene Padova. In palio il titolo di campioni regionali Under 16 maschili. Abbiamo visto un primo set che è parso a pieno appannaggio della formazione trevigiana, che si è imposta con un parziale netto sulla formazione bianconera. Vedremo se ora i ragazzi diretti da Cesare Schiavano sapranno rientrare in partita e contenere la foga trevigiana o meno. Nel frattempo il set è partito, ora c'è l'attacco del solito noto Mattia Bonifante che mette a terra il primo punto di questo secondo set. 1-0 Volley Treviso. Si andrà ora al servizio con il capitano trevigiano Nicola Mazzon. Ancora problemi in ricezione per i bianconeri. Provano questa palla spinta. C'è la risposta di Treviso che trova un'ottima diagonale con Gabriele Trevisan. Rimane in piedi la difesa bianconera. Secondo punto Treviso. Ancora al servizio con Nicola Mazzon. Tiene in ricezione Padova. L'apertura del gioco per l'attacco da posto 4. Murato. Tocca ora a Padova che pasticcia un po' con questa palla staccata di Riccardo Gatto, palla che si ferma nella propria metà campo. Ancora Treviso al servizio. 3-0 il punteggio in questo secondo set. Buon lavoro in ricezione di Padova, cerca l'attacco dal centro, soluzione vincente che coglie impreparato il capitano trevigiano. Primo punto Chioene. Al servizio ora il palleggiatore bianconero Luca Francescato. Palla che scivola fuori dal perimetro di gioco. Il punteggio. Treviso al servizio con Gabriele Trevisan, tiene in ricezione Padova, va a spingere in attacco con Thomas Perazzato. 4-2 il punteggio in questo secondo set. Ancora Thomas Perazzato al servizio. Spinge forte, mettendo in difficoltà la ricezione trevigiana. Ottimo lavoro dei bianconeri che si portano ora sul 4-3. Ancora lo schiacciatore classe 2003 al servizio per la Chioene. Ancora problemi in ricezione per Treviso, che in questa rotazione sta veramente facendo fatica. Viene fischiata invasione alla Chioene, che di fatto regala un punticino a Treviso, che si porta quindi sul 5-3. Al servizio ora Mattia Bonifante.
spinge forte e trova l'ace. Che bordata, ragazzi, che bordata. 6-3 il punteggio in questo secondo set. Spinge ancora al servizio Bonifante, prova a tenere in qualche modo la Chioene, ma c'è il gran lavoro del palleggiatore trevigiano. Ottimo lavoro del suo centrale, ma questo è un punto condiviso al 1000x1000 con il regista trevigiano. 7-3 il punteggio, ancora Bonifante al servizio. Ottimo lavoro del regista bianconero, tocca ora a Treviso forzare con Edoardo Cunial che mette a terra un'ottima diagonale. Attenzione perché questa rotazione è una di quelle che fanno male, ancora con Mattia Bonifante al servizio. Spinge ancora forte, c'è l'ottimo lavoro. Questa volta la palla centra in pieno l'asticella, c'è il time out chiesto dalla panchina Patavina. Andiamo a sentire mister Schievano. Dopo le indicazioni del mister, squadre pronte a rientrare in campo. Si ripartirà con il solito noto Mattia Bonifante al servizio. Ricordiamo +6 il vantaggio di Treviso in questo secondo set. Spinge ancora al servizio, ricezione abbondante. Ora il palleggiatore trevigiano Nicola Mazzonna apre il gioco per l'attacco da posto 2, ma la palla è out. Padova risponde con Alessandro Tolin, centrale classe 2003, ora al servizio per la Chioene. 9-4 il punteggio. Treviso in avanti in questo secondo set, c'è la buona ricezione di Bonifante, l'attacco pungente di Matteo Nardellotto che vola altissimo a prendersi questa palla. Il punteggio per Treviso in questo secondo set. Ora il servizio con Edoardo Puppato, tocca ora a Padova a spingere e lo fa con Riccardo Gatto che lavora molto bene sulle mani del muro avversario. Si porta a casa il punto del 10-5 ed è proprio l'opposto Patavino ad andare al servizio per la Chioene. E arriva l'ace di Riccardo Gatto. 10-6 il punteggio. Buono il lavoro al servizio della Chioene. Attenzione ora, Matteo Nardellotto è una brutta bestia per la seconda linea patavina. Cambio intanto nelle fila della Chioene. In campo Matteo Sartore per Luca Francescato. Al servizio per Volley Treviso Edoardo Cunial. Palla out. Punto Chioene che si porta sull'11-7. Al servizio Giuseppe Ravagnan, entrato in corso d'opera nel primo set.
fatto è stato poi riproposto in questo secondo parziale. Prova la palletta corta Treviso, c'è il buon lavoro in difesa di Padova, ancora questa copertura di Giuseppe Ravagnan che però non trova risposta nei suoi compagni. Punto Treviso. C'è un cambio nelle fila della Chioene, in campo Geronna per Ravagnan. Treviso ora al servizio con Nardelotto, ora ricezione staccata da rete che fa fare i chilometri al regista bianconero. Out l'attacco della Chioene che vale il 13° punto per il volley Treviso che si porta ora sul +6, 13-7 in questo secondo set. È out anche il servizio di Nardelotto che regala così un punto alla Chioene che risponde con Matteo Vigato, centrale classe 2004. Riccardo Gatto chiedere alcune indicazioni all'arbitro. (13-8) il punteggio in questo secondo set, buon lavoro in ricezione di Treviso. L'apertura del gioco per l'attacco di Edoardo Cunial. È sicuramente tra i migliori realizzatori Edoardo Cunial per quanto riguarda il volley Treviso. Al servizio ora il capitano trevigiano Nicola Mazzon. Tiene in ricezione Padova. L'apertura del gioco per l'attacco da posto 4. C'è la difesa un po' abbondante di Treviso. Ottimo lavoro di Mazzon a rete. Tenta di tenere in piedi l'azione Padova, attenzione alla risposta pungente di Gabriele Trevisan con questa diagonale strettissima che mette in difficoltà la difesa bianconera. Treviso mette a terra la palla del 15-8 e va al servizio con Nicola Mazzon. Fatica in ricezione Padova con questa palla che di fatto cade a terra davanti ai piedi di Thomas Perazzato. 16-8 il punteggio, time out chiesto dalla panchina bianconera. Bene, la palla forte in parallela, ok? L'abbiamo sempre toccata col muro e l'abbiamo difesa, quindi va bene così. Siamo lì con la testa, ragazzi. Squadre pronte a rientrare in campo, ricordiamo il punteggio in questo secondo parziale, 16-8 con Treviso a condurre. Chioene dal canto suo che sta cercando in tutti i modi di mettere dei bastoni tra le ruote alla formazione trevigiana. Si sta dimostrando veramente un osso duro. Al servizio il capitano trevigiano Nicola Mazzon. Tiene in ricezione Padova, l'apertura del gioco per l'attacco da posto 4, cerca la palletta corta Thomas Perazzato, risponde Treviso, buon lavoro di Bellomo in difesa, la bordata di Gatto, ottimo lavoro nella ricostruzione del gioco da parte del volley Treviso, ghiotta possibilità ora della Chioene che gioca al centro con Alessandro Tolin che la mette a terra.
punteggio. Matteo Sartore al servizio per la Chioene. Spinge Chioene al servizio, c'è la risposta di Treviso con Mattia Bonifante che gioca sulle mani della Muro, si porta a casa il punto del 17-9. Al servizio Treviso con Gabriele Trevisan. Un po' di difficoltà per Bellomo in ricezione, l'appoggio della Chioene dà tutta la possibilità a Treviso di ricostruire il gioco, però c'è ancora l'ottimo lavoro di Tolin dal centro. Peccato perché comunque Chioene stava cercando la soluzione ottimale per mettere in difficoltà la difesa trevigiana. È arrivato però la risposta tempestiva di Mazzone e compagni che hanno messo a terra la palla del 18-9 in questo secondo parziale. Ancora Treviso al servizio, Sartore che apre il gioco per l'attacco da posto 4. Attenzione, spinge ancora Treviso, buon lavoro di Bellomo dalla seconda linea, forza un po' troppo questa volta Mazzon. Voleva in tutti i modi spiazzare la difesa patavina, però di fatto la palla gli è scivolata tra le mani, rendendo impossibile l'attacco da posto 2. 18-10, Perazzato al servizio per la Chioene. Ottimo lavoro di Mattia Bonifante che gioca sulla mano esterna del muro. Va a prendersi così il 19° punto in questo secondo set, 19-10. Attenzione perché questa è una di quelle rotazioni che fanno male. E però questa volta la palla si ferma a metà rete. Erroraccio da parte di Bonifante che vabbè, dopo il filotto di Ace che ha fatto fino a questo momento glielo possiamo anche concedere, passatemi il termine. Al servizio la Chioene con Alessandro Tolin, buon lavoro in ricezione di Treviso, coronato dal buon lavoro di Matteo Nardelotto a rete. Volley Treviso al servizio, 20-11 il punteggio. Edoardo Puppato in battuta, riceve Padova, l'apertura del gioco per l'attacco da posto 2 con Oscar, con Riccardo Gatto che porta a casa il punto del 20-12 ed è proprio l'opposto bianconero ad andare al servizio. Tiene in ricezione Treviso. C'è ora la chiamata in causa per l'attacco di Edoardo Cunial che non si fa certo cogliere impreparato, volo altissimo e picchia a terra la palla che vale il 21-12 ed è proprio Edoardo Cunial ad andare al servizio per Treviso. Viene in ricezione Padova, c'è questa palletta corta, subito difesa da Treviso. Ora l'attacco di Matteo Nardelotto che va a terra, 22-12, 10 le lunghezze di vantaggio ora per la formazione diretta da Diego Martin ed è ancora Edoardo Cunial al servizio. Buon lavoro in ricezione ma soprattutto buon lavoro di Matteo Sartore per la Chioene che viene però intercettato dalla difesa trevigiana. Tocca ora a Bellomo, l'appoggio per la ricostruzione del gioco di Treviso che ci prova con Gabriele Trevisan, scelta vincente.
23-12. Edoardo Cuni al servizio per Volley Treviso. Errore al servizio per Treviso, che regala così il 13° punto alla Chioene, che va in battuta con Marco Geron. 23-13 il punteggio in questo secondo parziale. Palla che scivola out. 24° punto Treviso, che ha qui la possibilità di chiudere questo secondo set con il servizio di Matteo Nardelotto. Palla corta, c'è la ricezione dei bianconeri. Appoggio, la difesa e la ricostruzione del gioco di Treviso, che forza il servizio con Gabriele Trevisan, che mette a terra la palla del 25-13. Si chiude ad appannaggio trevigiano anche questo secondo set. Si arriva quindi al terzo set. Prova. Meglio. Sì, comunque non c'è storia proprio. Cioè non c'è storia. Tutto è pronto per dare inizio anche a questo terzo set dopo i primi due parziali ad appannaggio della formazione trevigiana. Vedremo se la Chioene riuscirà di fatto a riaprire il match. Ricordiamo i parziali dei primi due set, 25-11 e 25-13. Sarà la Chioene Padova ad aprire questo terzo set con il servizio di Matteo Sartore. Palla che però finisce fuori dal perimetro di gioco. Primo punto Treviso. 1-0 Volley Treviso, che va ora al servizio con Gabriele Trevisan. Tiene in ricezione Padova. L'attacco murato
parte di Riccardo Gatto che non riesce a trovare un varco nella muro a 2 della formazione trevigiana, che si porta così sulla 2-0. Ancora Gabriele Trevisan al servizio, tiene in ricezione Padova. Buon lavoro dell'attacco bianconero con questa parallela che di fatto spiazza la difesa trevigiana. Chioene che ora va al servizio con Thomas Perazzato. Tiene in ricezione Treviso, apertura del gioco per l'attacco da posto 4. Ottimo lavoro di Edoardo Cunial, che mette a terra la palla della 3-1. Mattia Boninfante al servizio per la formazione trevigiana. Attenzione, perché questa, l'abbiamo ribadito anche nei salti precedenti, è una rotazione che può fare molto male alla seconda linea patavina. Bellomo prova in qualche modo a tenere in piedi l'azione, pasticcia un po' Treviso, che si trova però comunque ancora con una possibilità. Tocca ora a Padova, che trova però la strada serrata. Non riesce a passare Marco Geron sul muro piazzato della formazione diretta da Diego Martin. 4-1, ancora Mattia Boninfante al servizio per il volley Treviso. Cerca la palla corta, c'è la ricezione di Bellomo. Attenzione all'attacco di Riccardo Gatto. Buon lavoro dell'oppostone bianconero. Il punteggio. Chioene al servizio con il suo centrale Alessandro Tolin. Tiene in ricezione Treviso e mette a terra un'ottima diagonale con Edoardo Cunial. 5-2 il punteggio in questo terzo set per il volley Treviso. Edoardo Puppato al servizio. Tiene in ricezione la Chioene, prova l'attacco dal centro con Matteo Vigatto, c'è però l'ottima lettura a muro, la ricostruzione del gioco di Treviso, che cerca un varco sul muro piazzato alla Chioene, ma il punto è tutto bianconero. 5-3. Riccardo Gatto al servizio per la Chioene. Palla che scivola oltre la linea di fine campo. Punto Treviso, che si porta ora sul più 3, 6-3 in questo terzo set, che potrebbe essere decisivo per la formazione diretta da Diego Martin. Al servizio Edoardo Cunial, tiene in ricezione Padova. Apertura del gioco per l'attacco di Marco Geron, ricostruisce il gioco Treviso. Attenzione, buon lavoro a muro della Chioene. Ancora Treviso a spingere sul muro a 2. Palla che si impenna sulle mani del muro e vale il settimo punto per il volley Treviso. 7-3 il punteggio in questo terzo set. Ancora Edoardo Cunial. E c'è l'ace. Punto diretto per la formazione trevigiana, che si porta così sull'8-3. E c'è il time out chiesto dalla Chioene. Noi andiamo direttamente nella panchina bianconera a sentire le indicazioni tecniche di coach Cesare Schievano. Siamo in posto 6, siamo fermi qua, in mezzo, ok? Sempre troppo avanti quando batte stato qui. Libero, 6
aiuta chiesto dalla panchina bianconera, squadre pronte a rientrare in campo. Ricordiamo il punteggio in questo terzo set, 8-3, a condurre è il Volley Treviso, che ritorna in gioco con il servizio di Edoardo Cunial. Tiene in ricezione Padova, prova a spingere con questa palla piazzata di Marco Geron, ma di fatto il punto è tutto del Volley Treviso, che si porta ora sul 9-3. Edoardo Cunial, ancora problemi in ricezione per i bianconeri. Geron cerca forse un varco nel muro a 2 di Treviso. Attenzione perché c'è un cambio nelle fila della Chioene. Fuori Geron, in campo Giulio Benetazzo. 10-3 il punteggio, ancora Cunial al servizio. Errore per il Volley Treviso, che regala così un punticino alla Chioene, che risponde con Giulio Benetazzo. New entry in questo set. 10-4 il punteggio, 6 le lunghezze che separano le due formazioni. Attenzione, nonostante il pasticcio, Treviso che mette a terra una palla preziosa con il suo capitano. 11-4 il punteggio, tocca ora a Matteo Nardelotto. Tiene in ricezione Padova, apertura del gioco per l'attacco da posto 4. Tocca ancora Padova a spingere, ottimo lavoro in difesa di Bellomo. C'è qualche pasticcio un po' a rete, palla comunque che è nella metà campo trevigiana, che spinge con Gabriele Trevisan, che va a mettere a terra il punto del 12-4. Attenzione perché in campo per la Chioene Padova Luca Francescato per Matteo Sartore, quindi cambio in cabina di regia per i bianconeri. Treviso al servizio, ancora ricezione abbondante, però oltrepassa la metà campo, viene forse fischiata un'invasione a rete, esattamente. E nonostante fosse apparentemente punto Chioene, va tutto a Treviso questo punto. Ancora Nardelotto al servizio, 13-4 il punteggio. Arriva Leisa pesante, non riesce a tenere in piedi la ricezione Thomas Perazzato. 14-4, vola sulla più 10 Treviso in questo terzo set. Viene la Chioene in ricezione, forza in attacco, ma c'è l'ottima difesa e ricostruzione del gioco di Treviso che lascia in piedi la difesa bianconera. Si guarda Perazzato, ma di fatto la palla è abbondantemente in campo. 15-4, ancora Nardelotto al servizio. Palla che si insacca nella rete, punto Chioene che si porta ora sul 15-5. C'è un cambio nelle fila della Chioene. In campo Andrea Penso, cambio al servizio per i bianconeri.
La palla però è out, non ha portato i frutti sperati da mister Schiavano questo cambio. 16-6 il punteggio, al servizio il capitano trevigiano Nicola Mazzon. Tiene in ricezione la Chioene, seppur la ricezione sia abbondante. Tocca ora a Treviso forzare la mano, lo fa ottimamente con Gabriele Trevisan, che di fatto spacca la difesa bianconera. 17° punto Treviso, ora il gap è pesantissimo in questo terzo set. Ancora il capitano trevigiano al servizio. 17-5. Attenzione, ci prova la Chioene e lo fa con Riccardo Gatto, c'è però la risposta di Treviso con Bonifante e Murato. Ancora Bonifante che lavora benissimo sulle mani del muro avversario, porta a casa il punto del 18-5. Attenzione, time out chiesto dalla panchina bianconera. Noi andiamo con le nostre telecamere ad ascoltare la panchina del Volley Treviso. Squadre pronte a rientrare in campo dopo il time out chiesto dal coach bianconero. Ricordiamo il punteggio in questo terzo parziale, 18-5, dopo che Treviso si è imposta nel primo e secondo set con il punteggio di 25-11 e 25-13. Vedremo se di fatto il turno in battuta di Nicola Mazzon sarà per Treviso una cavalcata trionfale verso la chiusura vittoriosa di questo match, o se Padova riuscirà a trovare un varco. L'ha trovato con questo attacco dal centro di Alessandro Tolin, che mette a terra la palla del 18-6. Luca Francescato ora al servizio per la Chioene, palleggiatore classe 2003. Tiene in ricezione Treviso, buon lavoro di Mazzon. Tocca ora alla Chioene, pasticcia un po' con Gatto, che trova questa doppia in un palleggio comodo. 19° punto Treviso. Forza al servizio Treviso e lavora altrettanto bene a rete, raccogliendo così il 20° punto. 20-6. Gabriele Trevisan al servizio per Treviso. Tiene in ricezione la Chioene, ci prova ora con questo attacco da posto 2 che porta la firma di Thomas Perazzato. 27, ed è proprio Thomas Perazzato ad andare al servizio per la Chioene. Tiene in ricezione Treviso, apertura del gioco per l'attacco da posto 2 di Mattia Bonifante, che lavora molto bene sul muro avversario e va a prendersi così il 21° punto. 21-7, dilagante ora il vantaggio del Volley Treviso al servizio con Mattia Bonifante. Picchia forte Bonifante, Chioene che tiene comunque in piedi l'azione, prova in tutti i modi Bellomo a mettere di là una palla comoda,
però di fatto la palla si ferma nella propria metà campo. 22esimo punto Treviso, che si porta ora sul 22-7. Ancora Boninfante al servizio. Questa volta la palla esce dal perimetro di gioco. 7° punto Chioene, che risponde con Alessandro Tolin. Attenzione perché c'è prima un cambio nelle file della Chioene. In campo Matteo Vigato per Andrea Penso. 22-8 il punteggio in questo terzo set. Chioene al servizio con Alessandro Tolin. Tiene in ricezione Treviso, forza l'attacco dal centro con Edoardo Puppato. La palla è out. Ed è ancora Alessandro Tolin in battuta per la Chioene. Tiene in ricezione Bonifante, Mazzon apre il gioco per l'attacco, Murato, ottimo lavoro a rete di Gatto e Vigato. Punto Chioene che si porta sulla 22-10. Ancora Tolin al servizio. Tiene in ricezione seppur con qualche difficoltà Treviso. Ricostruisce il gioco Padova. C'è l'attacco vincente che porta la firma di Matteo Vigato. 22-11. Ancora Alessandro Tolin. Buona questa rotazione per i bianconeri, che stanno lavorando molto bene al servizio ma anche soprattutto al centro. Arriva però l'errore di Tolin, che vale il 23esimo punto per Treviso, che risponde con il servizio di Edoardo Puppato. 23-11 in questo terzo set. Tiene in ricezione Padova. Non si sono capiti forse tra Francescato e Vigato. C'è di fatto la palla che è scivolata a terra e di fatto significa 24esimo punto per il Volley Treviso, che va ora al servizio con Edoardo Puppato per questo match ball. Vedremo se Padova riuscirà a mettere i bastoni tra le ruote. No, c'è il muro vincente sull'attacco di Gatto, che di fatto significa vittoria. Volley Treviso che si impone con il parziale di 25-11 sulla Chioene Padova, dopo aver vinto anche i 2 set precedenti. Noi vediamo se riusciamo ad avere qui il mister nei festeggiamenti post partita. Nel frattempo vediamo le due squadre sotto rete per il saluto di rito. È stato sicuramente un match molto bello da vedere, da commentare, perché nonostante comunque la giovane età hanno mostrato una varietà di colpi in attacco, hanno dimostrato di avere molta testa al servizio, nonostante c'è pur da dirlo che a fare la parte del leone è stata la formazione trevigiana. Chioene ha cercato in tutti i modi di rimanere aggrappata alla match. Di fatto il titolo di campione regionale va alla formazione diretta da Diego Martin, che dovremmo avere qui in postazione. Vediamo che Massimo Salmaso si sta prodigando per portarci qua il coach con tutti i protagonisti di questa partita. Ecco qua, vediamo Diego Martin, si sta avvicinando con tutti i protagonisti di questo big match.
mister, la mettiamo in cuffia. Facciamo prima sentirci con le cuffie. Grazie. Si da pure, che così vediamo anche i ragazzi. Ora è ufficiale, il Volley Treviso ha conquistato il titolo regionale del campionato Under 16 maschile, è una gioia immensa condivisa con i ragazzi, è stato un match senza storie, c'è da dirlo. Cosa significa per lei portare avanti questo gruppo? Ma la prima considerazione che posso fare è che al di là della vittoria, che fa sempre piacere e dà entusiasmo, ci arriviamo da un momento molto difficile, da un periodo molto difficile con i ragazzi eccetera, e quindi questa cosa mi rende incredibilmente orgoglioso. Davvero abbiamo fatto una prova perfetta oggi da un punto di vista mentale, anche tattica eccetera, ma mentalmente l'abbiamo fatta proprio bene. Cosa possono voler dire questi ragazzi anche in previsione futura? C'è molto materiale sul quale lavorare anche per le formazioni del domani. Ma io penso che da domani a loro rifarò lo stesso discorso che faccio da sempre. È un problema di motivazione, di umiltà e motivazione. Se ho questi due sentimenti presenti, il lavoro poi fa il resto e se lo costruiscono da soli il percorso buono. Quindi è un titolo che va condiviso in primis con i ragazzi? Assolutamente sì, è. E poi prima di tutto loro e anche di quei signori che stanno lì sopra, che hanno fatto quei 6-7 milioni di chilometri per portarli a spasso. Bene mister, io la Lazio ai festeggiamenti con i suoi Grazie. ragazzi, ancora complimenti per il titolo regionale conquistato. Grazie mille. Per quanto riguarda la nostra diretta streaming, noi lasciamo i ragazzi davanti ai loro tifosi e ai loro supporter e ci ritroveremo qui tra pochissimo, perché ricordiamo c'è un'altra partita importante ed è quella che vedrà una contro l'altro le formazioni dell'Imoco Volley San Donà e dell'Antea Volley Vicenza. Ricordiamo torneremo poi in diretta streaming alle 17:30 per la finalissima Under 16 femminile. L'inquadratura è tutta per loro, sono loro i campioni regionali Under 16 maschile. Un arrivederci quindi a prestissimo.